Benvenuti a tutti, siamo qui per entrare alla nostra dente a Zenzenighe. Siamo qua in l'ufficio della Proloco con il presidente della Proloco de Zenzenighe, William Faè. Noi intanto ringraziamo per aver dato la sua disponibilità. Grazie a voi. E ringraziamo appunto per essere venuto ad escorre in fianco con noi della Proloco de Zenzenighe. Allora, scominciamo con te domandare magari in fia de storia de sta Proloco, magari che anche lei è nasciuta, come che la sa cambiare in ti anni. Sì, allora lei è nasciuta all'incirca alla metà degli anni 40, proprio appena dopo finire la seconda guerra mondiale. L'hai dovuta avanti così fino a circa gli anni 70 e proprio il primo statuto della Proloco con un riconoscimento giuridico le è avvenuto nel 73. Pensa probabilmente dopo la nascita delle regioni che Ancin legifera in merito anche a queste Proloco. Il primo consiglio di amministrazione era formato da circa 24 elementi che rappresentava praticamente tutte le associazioni del paese, perché la Proloco l'Encin, come si dice, l'associazione delle associazioni che coordina Encin che era tutte le manifestazioni, oltre che naturalmente anche all'esigenza dell'Encin di promozione turistica e che dà informazione alla gente che comincia a venire. Sia dal punto di vista di affittacamere, affitappartamenti, chi tra gli alberghi, tra le attività che avevano, che hanno ancora due, e quindi che dà appunto supporto anche e sviluppo economico, se era possibile, al Zenzenighe. Dopo le varie normative le andate avanti e si arriva adesso a avere un consiglio di amministrazione composto da 12 elementi più 2 revisori dei conti, come presidente, 2 vicepresidenti e una segretaria. Mi sono presidente da 2 anni, quasi 3, il mio mandato scade il prossimo anno, l'avevo fatto anche prima altri 3 anni, dal 99 al 2002. Ma secondo te cala l'importanza proprio di avere un ufficio di zona d'averto, dopo vabbè, d'averto tutto l'anno, magari anche a periodi dell'anno? Ma è importantissimo dare l'informazione di zona alla venta, anche se adesso le informazioni dagli uffici le si spostano anche su internet, che tanti vanno cerca direttamente su internet, infatti anche noi abbiamo creato un sito internet. Comunque è importante anche avere un ufficio verso l'anno possibilmente, proprio perché intanto la viene anche a avere per gli appartamenti, per esempio anche fuori stagione si prepara per la stagione dopo. Quindi è importantissimo. Noi diciamo che grazie al contributo del comune, perché sennò diciamo che solo con le tessere associative non si la fessa a Mancenì, ha una dipendente, anche se part-time, ma per tutto l'anno, e lì è un bel aiuto sia dal punto di vista dei volontari che te ha un punto di riferimento continuo per le associazioni del paese e anche appunto per i turisti che domanda informazioni e la ne segue anche la giornata naturalmente che è il sito internet infatti, come che dice, e tutte le varie burocrazie che sì, no, anche perché insomma sì, avere già un sito vuol dire sì, anche perché il vostro l'è fatto anche bene, sono tu dal vedere, consultare così l'è anche chiaro, quindi insomma già che le una roba bella perché dà un primo biglietto da visita, no? Il diden cuoi senza sito, insomma, certo. Sì, un bel biglietto da visita, bisogna dirlo, e appunto costa dipendente se riesce anche a aggiornarlo, sempre aggiornare perché avere un sito non aggiornare è meglio non velo. No. Ma Caielo i servizi allora che chiede ai turisti che entrano nel vostro ufficio e anche pensi alla dente del posto? Allora, per la dente del posto, diciamo, durante la stagione noi chiediamo il servizio delle schede di notifica che le inoltriamo noi e anche la registrazione dei contratti, la compilazione e registrazione dei contratti anche tramite l'ASCOM. E dopodiché che fanno i servizi tipo come un ufficio, cioè uno ha bisogno di una fotocopia in internet, per esempio chi che non gli è buono o chi che non lo ha, insomma l'Encin è un punto di riferimento per tutti quanti, oltre che naturalmente c'è anche il servizio della biblioteca comunale e le stesse robe le fanno anche per il turista, se ha bisogno di qualsiasi tipo di informazione, distribuzione dei volantini, mettono in contatto gli orari dei treni, per dirne una delle corriere, che le cercano di essere completi con le nostre informazioni. Proloco se l'associa spesso alle manifestazioni che vengono magari fatte.
La vostra come manifestazione ha magari delle robe che vengono organizzate ogni anno, degli appuntamenti di fissi, oppure... Noi abbiamo degli appuntamenti fissi, che è la fiera di Sant'Andrea, che è la fiera famosa del bestiame, così, dei cavalli. Oltre che naturalmente fu un mercatino dell'artigianato da una decina di anni all'interno del Nofilò, suddiviso in diversi stand, e dopodiché fu la rifa delle bande, che sarebbe una specie di palio qua delle varie frazioni di Cenzenighe, e la sagra di Sant'Antone e il carnevale, che sono le 4 nostre manifestazioni principali, che ne permette anche a Cinde sopravvive. È difficile c'è la collaborazione, oppure diciamo là dentro ormai la è anche contenta La Denda è anche contenta e si ha sempre disponibilità de persone, invece magari noi è tanto propensi di fare parte dei consigli direttivi della Proloco, allora mi vorrei anche fare un invito, se qualcuno ha qualche idea, anche qualche giovane, qualche idea anche solo ne contattare di Valca, anche per internet, sia sul sito nostro che su Facebook, che siamo anche registrati su Facebook. E allora sì, sarebbe una bella roba, insomma, che fosse anche un ricambio generazionale anche all'interno del consiglio direttivo. C'è un impegno che vuole, no? Però in ogni caso, diciamo, come si dice, manca un viene un altro, insomma, nel senso che se che al momento uno ha un problema personale che parancino il polvenio, così, insomma, tutti quanti hanno le nostre famiglie, e insomma, vuol dire, come che dica, se non le uno l'altro, e quindi l'impegno le anche fino a un certo punto, diciamo la verità. E come difficoltà allora, visto che difficoltà insomma a mandare in avanti un'associazione che alla fine è un'associazione di volontariato, quindi insomma una la fa perché la passione, perché la voglia del fa, ma alla fine le soddisfazioni... Diciamo che la difficoltà più grande è quella di rispettare le nuove normative, infatti in tutto, dalle manifestazioni, che le più problematiche, anche all'interno dello Filò, fa una mostra, insomma, il suo impegno sia preparativi che anche là le burocrazie da che sta di Leoncin. Per fortuna, come che dica, uno sta dipendente, e forse mi tocca dire, no, per me fa vedere me, ma in qualche maniera, magari essendo intendente, dal punto di vista burocratico riesce magari a me svincolare abbastanza, insomma. La vostra Proloco, come altre Proloco, le fa parte della rete degli uffici IAT provinciali, sì. E la collaborazione anche magari anche so che per materiale, oppure anche so che per non so, informazioni o robe così. Disoride sì, che è in pochi anni che c'è una forte, diciamo, collaborazione da parte degli uffici della provincia, e si capisce anche abbastanza bene anche con gli uffici IAT, naturalmente, che gli ufficiali, intende di proprio che dipende dalla provincia, e infatti noi uno dei servizi che diamo è anche appunto inoltrare le carte che serve, insomma, per fare statistiche, le robe là le fanno tutte noi che le inoltriamo a IAT. Esatto, insomma, le fa non tutto al lavoro, però insomma una buona parte, perché... Sì. Ecco, noi gestiamo così all'incirca una cinquantina di appartamenti a Cenzenighe, sì, e a un 2 attività come alberghi, intende di, e a un 3 bed and breakfast, che è secondo me una bella novità, perché è proprio 2, tra l'altro, signore, quindi al femminile, che ha messo su queste attività. Manca perché l'attività... Sì, lei non dica del momento, perché insomma adesso si sente, le dà un po' anche se sente parlare, però insomma sicuramente manco magari impegnativo dell'albergo, certo, un fiato più dell'appartamento, dopo dipende sempre comunque che il cerca, anche va... Ma insomma è interessante, perché magari può dare sbocco anche al di fuori che può essere le nostre, diciamo, impresa principale con noi, che è la Luxottica, insomma, quindi... Una e allora, alternativa. Come presidente della Proloco, ti domande, visto che ti hai domandato le difficoltà, ti domande anche quali che le soddisfazioni di una mandare in avanti? Ma le soddisfazioni non sai che rispondere, perché uno l'ha proprio inte fa per la collettività, oppure non fa niente, ecco, questa è la verità. Magari lo fa per un periodo dopo. E lo fa per un periodo così. Non sai neanche a me che soddisfazione che potrebbe avere, diciamo... Proprio per il fa. Mi sono contento perché il fa è per
per fare per Senzenighe. Allora noi ringraziamo William Fae per il tempo che il nala sa, spero di avere tu anche anche voi in i dove di se impegnare in un'associazione come questa di volontariato o magari anche in altre associazioni tipo queste. In bocca al lupo per il futuro, per la stagione invernale che è prossima, e grazie. Grazie e saluti a tutti quanti.